Pioggia, fango e tanto agonismo al Dalcontres Barone, dove IG Virtus e Gelbison hanno dato vita a una sfida intensa nonostante un terreno pesante. Buona la cornice di pubblico giallo-rosso sugli spalti, con 3 impavidi tifosi rossoblù giunti da Vallo della Lucania a sostenere i loro beniamini. Il match si accende subito e dopo appena 6 minuti la Gelbison passa in vantaggio grazie a Semeraro, che raccoglie l'invito di Leo e col mancino fulmina De Falco per lo 0-1. Nell'occasione non mancano le proteste vibranti dell'IG per un presunto tocco con il braccio di Leo, ma l'arbitro lascia correre e convalida la rete. Gli ospiti restano in spinta, ancora Leo sfonda sulla corsia mancina e mette un cross insidioso, ma Squillace salva tutto con un intervento provvidenziale. L'Igea reagisce con orgoglio, Cicirello ci prova prima su punizione di Calafiore, poi approfittando di un errato rinvio del portiere, ma la mira non lo assiste. Al 34esimo è di nuovo la Gelbison a rendersi minacciosa con Leandro Leo, il cui tiro da fuori termina di poco al lato. Nel finale di frazione i giallorossi crescono e costruiscono le occasioni migliori per il pareggio. Al 36esimo Ses calcia da pochi passi ma trova il muro della difesa rossoblù, mentre al 43esimo Samaché di testa sugli sviluppi di un corner manda il pallone sopra la traversa di un soffio. Nel recupero i locali chiedono a gran voce un rigore per un contatto su Cicirello, ma il direttore di gara lascia proseguire. Nella ripresa l'IG Virtus torna in campo con un altro spirito, il tecnico Mara si gioca subito la carta Longo, neo arrivato e al rientro in maglia giallorossa dopo oltre 2 anni. Il suo ingresso dà energia e profondità all'attacco barcellonese, che al 50esimo va vicinissimo al pareggio con Samaché, il cui sinistro è disinnescato in tuffo da Samba e sulla ribattuta è De Feo a salvare tutto. Al 60esimo è proprio Longo a provarci con un tiro velenoso, ma ancora una volta Samba risponde da campione. Il forcing giallorosso però viene premiato al 67esimo, quando Squillace mette un cross in mezzo. Ses con un velo intelligente libera Calafiore, che di prima intenzione scarica un destro preciso sotto la traversa. 1-1 e stadio in festa. Il capitano barcellonese, specialista nei gol pesanti, trova così la 4ª rete in campionato e riaccende l'entusiasmo del pubblico del Dalcontres Barone. L'IG infatti non si ferma e al 78esimo sfiora il vantaggio con Mirasci, che svetta di testa sugli sviluppi di un corner, ma ancora una volta Samba risponde da autentico muro e salve suoi. Nel finale i giallorossi tentano il tutto per tutto. All'84esimo Longo reclama un possibile rigore, l'arbitro però non è dello stesso parere. Al 91esimo sempre Longo tenta la fortuna dalla distanza, ma Samba blocca sicuro, e nell'ultimo minuto del recupero al 94esimo la Gelbison ha la chance del gol vittoria con il neoentrato Tilli, il cui destro per fortuna dei giallorossi esce di poco al lato. Finisce così 1-1, un pareggio che premia entrambe le squadre per l'intensità e la determinazione messa in campo. L'Igea sale a 22 punti mantenendo la vetta della classifica, ora insieme al Savoia, mentre la Gelbison si porta a quota 14 all'11esimo posto.